dicevano che anche Giovanni Paolo II, quando faceva i viaggi in aereo, capitava delle volte che c'erano delle turbolenze, no? E lui era immerso nella preghiera, no? L'aereo magari aveva anche dei vuoti, no? D'aria, così, no? Era tutto un po', abbiamo tutti un po' paura quando succedono delle turbolenze in aereo. E lui era tranquillamente immerso nella preghiera. Poi finiva e diceva: ma che cosa è successo? Incredibile questa scena, no? Penso che capiti a poche persone, solo coloro che non so, stanno vivendo in una dimensione diversa da noi, come se nella preghiera non avesse nemmeno un po' di paura. Gli apostoli invece avevano tanto paura e svegliano Gesù, e dicono: svegliati Signore, non ti rendi conto che qua rischiamo di morire? E Gesù risponde: gente di poca fede. Ecco, perché non avete fiducia? E poi Gesù ordina al mare e la tempesta si ferma e si placa. Allora, tutti noi potremmo tornare indietro e dire: ma io come ho vissuto le tempeste della mia vita? Io penso che l'ultima tempesta che voi avete vissuto è quella di lasciare la vostra casa e venire in questo luogo, perché non è un passaggio semplice, no? È come chiudere una pagina della vita e aprirne un'altra. Ecco, quindi anche questa è una tempesta, anche se qui magari siete molto curati, c'è tantissima attenzione, ecco, anche questo fresco che qua si respira, no? Se andiamo fuori si muore dal caldo, quindi anche solo questa aria fresca che in questo luogo ci permette di attraversare il caldo torrido di questi giorni, no? Però è stata una attraversata difficile e tante volte ci viene anche da dire: ma dov'è il Signore? E lui c'è, ma non ce ne accorgiamo. E un po' ci rimprovera, come a dire: ma tu sai che io comunque ci sono accanto a te, non per eliminare le tempeste della vita, ma per darti forza, sicurezza. Ecco, questa è la fede. Ora, è facile dire di avere fede quando tutto è buono, bello, tranquillo nella vita. È un po' più difficile dire io credo quando siamo immersi nella tempesta, quando il cuore batte, quando si ha paura, timore. Ecco. Allora, pensando a ciascuno di voi, io oggi ho semplicemente questa cosa da dire: nella traversata della vita non siete soli, il Signore è qui, ecco, è qui in mezzo tra queste mura, è qui anche grazie a delle persone che vi vogliono bene, ecco, perché io di questa casa di riposo, per questo ho avuto anche un po' di amore particolare, ecco, ho incontrato delle persone che mi hanno anche fatto una piccola guerra, perché volevano che qua ci fosse qualcuno che veniva a annunciare la parola e celebrare l'Eucaristia. È vero, tu là in fondo? Ecco, la persona che mi ha fatto la guerra era in fondo, non da sola, ecco, in compagnia anche di qualcun altro. Ecco. Alleati. Ma è una guerra buona, perché mi chiedevano una cosa bella, giusta, no? E adesso così abbiamo questo grande dono di avere Don Stefano che viene ogni settimana con fedeltà, no? E per me è una grande gioia, ecco, aver potuto, per cui se penso magari a tante cose che in questi 4 anni e mezzo posso aver fatto e magari non sono andate bene, beh, almeno penso alla vostra casa e dico: beh, insomma, almeno una cosa bella l'ho fatta. Una cosa bella l'abbiamo fatta, cioè quello di dare a voi la possibilità ogni settimana di dire: il Signore è qui accanto a noi, il Signore è con noi, il Signore ci fa compagnia, non siamo soli in questa traversata che è fatta di fatiche, di acciacchi, di tutto quello che l'età e forse anche qualche male un po' ci può provocare. Però sentiamo forte questa provocazione, Gesù che ci dice gente di poca fede, lo dice a me, che sto anch'io vivendo una traversata,
particolare, perché vado da un posto che ormai conoscevo in lungo e in largo, ecco, e vado in una realtà nuova dovendo ricominciare tutto senza sapere nulla, ma sapendo che comunque anche là ci saranno tante e tante sfide, e alcune già mi sono state presentate come regalo di inizio del ministero, quindi guarda, questo, auguri, devi risolverli. Non so se ci riuscirò, però so che il Signore un po' a volte sonnecchia, però so che c'è. E allora questo è l'augurio, questa è la preghiera che io faccio per voi, perché non siate uomini e donne di poca fede, ma possiate sempre credere, anche quando magari non lo sentite, che il Signore c'è accanto a voi. E l'Eucaristia, che ogni settimana qui viene celebrata, è proprio un dire sempre, Lui c'è. Ecco, c'è qui, ma c'è anche, penso al pane dell'Eucaristia, anche dentro la vita, il corpo di ciascuno di voi, ad accompagnarvi e a sostenervi. Ecco, io ovviamente porto nel cuore tutti voi, perché le ho in mente tutte le case di riposo, ecco, da Tiepolo a questa, a Posolina, ecco, fino ad andare alle case di Chioggia, fino ad andare a Cavarzere, ecco, fino ad andare a Santa Maria del Mare, a Pellestrina, ecco, quindi le ho proprio tutte presenti, e mettendole tutte insieme viene fuori un gregge importante, ecco, perché sono tante quelle persone anziane in difficoltà, però è anche bello vedere che ci sono questi luoghi che si prendono cura oggi di voi e domani con Stefano, prima di lei e di questo dopodomani schieramento da Laila, e da ultimo anche di me. Però prima lo Stefano. È questa la cosa interessante della traversata, no? Che ogni volta che noi andiamo da degli anziani o dei malati o andiamo a trovarli in ospedale, il pensiero è: prima o poi ci sarò anch'io in quel luogo, no? E allora questo dovrebbe veramente cambiarci il modo di porci, ecco, perché tutti siamo già potenzialmente anziani, tutti siamo già malati, tutti siamo già potenzialmente più soli, ecco, perché questa è un po' la storia della traversata della nostra vita. Ma la forza, la gioia e la serenità che vorrei proprio abitasse il cuore di ciascuno di voi è che non siamo soli. Lui, il Signore, ci ha voluto su questa terra, Lui è con noi nella barca che attraversiamo, e Lui sarà dall'altra parte ad accoglierci con le braccia aperte quando finirà la nostra traversata, che sarà un incontro di festa, non per quelli che lasciamo qua, perché saranno tristi e piangeranno, ma per noi sarà un incontro di festa, perché veramente incontreremo ciò che nel cuore, anche senza saperlo, abbiamo sempre desiderato, la felicità, la beatitudine, e quella la troviamo solo nel Signore. E allora buon cammino e buona traversata a me, a voi e anche a tutti i nostri